Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno, ma non buona giornata, È un po' brutta. Oggi vi parlerò sull'Eucaristia. L'Eucaristia si colloca nel cuore dell'iniziazione cristiana, insieme al battesimo e alla confermazione, e costituisce la sorgente della vita stessa della Chiesa. Da questo sacramento dell'amore, infatti, scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza. Quello che vediamo quando ci raduniamo per celebrare l'Eucaristia, la Messa, ci fa già intuire che cosa stiamo per vivere. Al centro dello spazio destinato alla celebrazione si trova l'altare, che è una mensa ricoperta da una tovaglia, e questo ci fa pensare ad un banchetto. Sulla mensa c'è una croce, ad indicare che su quell'altare si offre il sacrificio di Cristo. È Lui il cibo spirituale che lì si riceve, sotto i segni del pane e del vino. Accanto alla messa c'è l'ambone, cioè il luogo da cui si proclama la parola di Dio, e questo indica che lì ci si raduna per ascoltare il Signore che parla mediante le Sacre Scritture, e dunque il cibo che si riceve è anche la sua parola. Parola e pane nella messa diventano tutt'uno, come nell'ultima cena, quando tutte le parole di Gesù, tutti i segni che aveva fatto, si condensarono nel gesto di spezzare il pane e di offrire il calice, anticipo del sacrificio della croce, e in quelle parole: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Il gesto di Gesù compiuto nell'ultima cena è l'estremo ringraziamento al Padre per il suo amore, per la sua misericordia. Ringraziamento in greco si dice Eucaristia, e per questo il sacramento si chiama Eucaristia, è il supremo ringraziamento al Padre, che ci ha amato tanto da darci il suo Figlio per amore. Ecco perché il termine Eucaristia riassume tutto quel gesto che è gesto di Dio e dell'uomo insieme, gesto di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Dunque la celebrazione eucaristica è ben più che di un semplice banchetto, è proprio il memoriale della Pasqua di Gesù, il mistero centrale della salvezza. Memoriale non significa solo un ricordo, un semplice ricordo, ma vuol dire che ogni volta che celebriamo questo sacramento partecipiamo al mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo. L'Eucaristia costituisce il vertice dell'azione di salvezza di Dio. Il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua misericordia e il suo amore, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i fratelli. È per questo che comunemente, quando ci si accosta a questo sacramento, si dice ricevere la comunione, di fare la comunione. Questo significa che nella potenza dello Spirito Santo la partecipazione alla mensa eucaristica ci conforma in modo unico e profondo a Cristo,
facendosi pregustare già ora la piena comunione col Padre che caratterizzerà il banchetto celeste, dove con tutti i santi avremo la gloria di contemplare Dio faccia a faccia. Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha fatto con l'Eucaristia. È un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare a messa la domenica. Andare a messa non solo per pregare, ma per ricevere la comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo e che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. È bello fare questo. E tutte le domeniche andiamo a messa perché è il giorno proprio della resurrezione del Signore. Per questo la domenica è tanto importante per noi. E con l'Eucaristia sentiamo questa appartenenza proprio alla Chiesa, al popolo di Dio, al corpo di Dio, a Gesù Cristo. Non finiremo mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza. Chiediamogli allora che questo sacramento possa continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua presenza e a plasmare le nostre comunità nella carità e nella comunione secondo il cuore del Padre. E questo si fa durante tutta la vita, ma se incomincia a farlo il giorno della prima comunione. È importante che i bambini si preparino bene alla prima comunione, e che nessun bambino non la faccia, perché è il primo passo di questa appartenenza a Gesù Cristo forte, forte dopo il battesimo e la cresima. Grazie.